L'ombrello, dal latino umbra, che significa ombra, resta un oggetto dalle misteriose origini, nonostante i suoi 5.000 anni. Ci troviamo nella bottega storica della famiglia Tallarico nel cuore di Napoli, ai quartieri spagnoli. Il signor Mario e la sua storia, con noi per Napoli Flash 24. Buongiorno signor Mario, grazie e grazie ancora per averci accolto nella sua bottega. Michela. Ci racconta come nasce un pezzo di orgoglio napoletano? Dunque ho iniziato il mio lavoro all'età di 11 anni e dunque se no 86 sono esattamente 75 anni che lavoro qui vicino. Questa qui è una cassa a cui venivano dei busti dalla Germania. Grazie Sandro. Allora, come mi è stato raccontato da mio padre, è che si fece questo banchetto. Questo qui adesso a Natale ha fatto 2 secoli e 5 anni ed è tutto consumato. Ieri proprio ci ho tolto la colla dopo 7-8 anni. Eravamo 7 figli a cui, vi dico proprio la verità, mia madre partoriva e ci teneva in un cassettone dove metteva tutti i ritagli di zoppa, degli ombrelli, li metteva in questo cassettone e ci faceva da materasso. Io ho aperto gli occhi e ho visto solo gli ombrelli. Il primo ombrello l'ho fatto a 11 anni e mio padre non credeva in me e disse fino a papà: mettimi alla prova e fammi fare un ombrello, se sono capace, se no mi trovo un posto io. Ho incominciato a fare il primo ombrello. Tenga presente che non ho ricevuto mai un bacio da mio padre, mi diede un bacio in fronte e mi regalò 5 lire in argento che portavano la testa di Vittorio Emanuele e dall'altro lato c'era un'aquila reale che ce l'ho conservata. Mi disse: figlio mio, tu diventerai un grande. Che sia figlio della Cina, dell'India o dell'Egitto, una cosa è certa: l'attuale ombrello che noi usiamo normalmente per ripararci dalla pioggia fu concepito con il compito di riparare i reali dai raggi del sole. Io mi ero messo in testa di fare qualcosa che gli altri non mi potevano stare appresso. Ho iniziato a fare degli ombrelli particolari, gli amici miei come bello me lo regali e questo facevo, mi faceva un ombrello e lo regalava a qualche amico che me lo chiedeva. È un oggetto antichissimo che ha avuto nel corso dei secoli varie funzioni, fino al 1800, quando si è anche attestato come parapioggia, sostituendo gradualmente la vecchia abitudine di ripararsi con cappucci e mantelli. È nel 1860 che la famiglia Tallarico inizia la sua attività artigiana, annoverando fra i suoi illustri committenti la Casa Reale. È una storia meravigliosa, ci racconta anche il suo rapporto con gli ombrelli. Ma io ho un rapporto bellissimo. Io se vedo per esempio un punto di cotone che non va, lo spunto, lo rifaccio, ma anche un ombrello da poco di soldi, perché non mi piace. Sono nato opinione, preciso. Abbiamo letto di alcune sue creazioni di particolare pregio, ma qual è stata quella che le ha dato maggior motivo di orgoglio? Cioè ho fatto un ombrello da 20.000 euro a Lucio Dalla e sta lì. Quello sulla foto? Sì, è un cavallo tutto in argento bulinato a mano ed è l'800. Lui mi ha regalato questo orologio qui che aveva il signorino di coccodrillo. La storia e l'arte della famiglia Tallarico sono conosciute in molte parti del mondo, come testimoniano le numerose pubblicazioni stipate in un angolo della bottega. Da Londra, patria degli ombrelli, a Parigi, dove il brand è stato inserito quale eccellenza artigiana nelle guide della città di Napoli. Questa qui per esempio è una rivista giapponese.
Signor Mario, qual è il suo rapporto con l'oggetto che crea? Signora, guardi, io devo dire una cosa, tutti gli ombrelli che faccio me li bacio perché non li vedo più. E allora per me non vorrei venderli, purtroppo faccio questo lavoro, lo devo fare per forza, devo vendere perché sennò come si dice, la macchina non cammina. Quindi ogni ombrello è un figliolo per lei? Tutti i miei ombrelli, tutti, però ho fatto sacrifici che lei non immagina nemmeno. Oggi mi dovrei trovare dei palazzoni enormi di proprietà, però non ho badato mai soldi, ho badato solo al lavoro e non aprire altri negozi, perché il cliente rimane affascinato quando entra qua dentro, perché un negozio come questo in tutto il mondo non esiste. Signor Mario, lei ci lascia senza parole, i suoi occhi lucidi stanno qui a testimoniare veramente tutta la storia che l'ha attraversata e che veramente esprime in ogni manufatto. Ma la mia soddisfazione è che passerò a mio nipote. Il timone è al nipote Mario che andiamo a conoscere. Sì. Io la saluto, le posso dare un bacio? Come no? Grazie. Grazie Grazie a lei. Un pezzo di storia di Napoli è stato con noi questa mattina e adesso andiamo a conoscere la nuova generazione. Siamo con Mario Junior, la nuova generazione, il futuro dell'azienda Talarico. Per far avvicinare le nuove generazioni a preferire un prodotto artigianale che quello aziendale solo perché ha un brand, ha un nome, adesso gliele mostro. Alcune sono queste. Cioè, l'idea qual è? Quella di fare dei pomelli, dei manici con la forma preferita. Cioè, quindi ecco, in questo caso c'è un Mary Poppins, in questo caso c'è un Joker, qui c'è un Maradona. Quindi per fare avvicinare la nuova generazione, qual è l'idea? Quella che viene uno e se lo fa personalizzare come vuole. Quindi sicuramente ti saranno capitate nel corso di questa attività, di questo affiancamento nell'azienda, delle richieste particolari, delle dediche particolari. Le faccio vedere pure una cosa simpatica. Questo qua è stato creato per Caparezza, no? Così, che è una persona veramente eccezionale, di un'umiltà unica, oltre a essere di un'intelligenza mostruosa. Questo tipo di ombrello non è niente, sono due tratti, però servono per farti capire di chi stiamo parlando. Tra i parasoli dipinti a mano, quelli che prediligo di più, quelli che adoro proprio, che amo, è quello là che ho realizzato contenente tutti i volti di Totò, per dire, e poi quello là dedicato al re del rock, che è un altro mio mito, che sarebbe Elvis Presley. Questi prodotti che vediamo, queste meraviglie, queste opere d'arte, sono in vendita? No, li faccio egoisticamente per me. L'idea è quella di fare in futuro, a scopo di beneficenza, un museo Mario Talarico. Possiamo anche lanciare un appello, se lo desideri. Come no? Io spero che le istituzioni ci aiutino a fare a scopo benefico un museo dell'ombrello a Napoli. Io lo chiamerei proprio Museo Mario Talarico. Mario, un'ultima domanda. Finiamo con te, con la parte giovane, fra virgolette, della bottega, con una promessa e un'assicurazione. Come riuscirete a continuare questa storia bellissima, cominciata qui tantissimi anni fa? Allora, io ho un figlio che si chiama Jan, che sono sicuro che sarà la sesta generazione. È portato per l'artigianato, sono di buon auspicio, sono convinto che Jan sarà la sesta generazione di questo antico mestiere tramandato, che in effetti vivere qui è come vivere in una commedia, in un teatro antico, ha dei sapori di energia positiva. Bellissimo, ti salutiamo la tua energia, salutiamo lo zio Mario e ci auguriamo di rivederci e di ritrovare anche il piccolo Jan Vicino al banchetto con lo zio. Ciao e grazie da noi Grazie a lei. e da Napoli Flash 24. Grazie.